Mannaggia al tempo, anzi al brutto tempo, non ho potuto vedere la luna rossa e dire che avevo messo la sveglia, ero già pronto e preparato con un'ottima macchina fotografica per immortalare questo evento. Ho dovuto vederla solo in fotografia. Ci sono dei momenti particolari che ognuno magari si prefigge di rispettarli, di cercare insomma di realizzare quello che può essere un pensiero, quello che può essere una cosa bella che vuole fare, ma non ci sono riuscito. Di compenso però ho preso tanto freddo perché aspettavo fuori dal balcone per vedere la luna rossa che purtroppo dalle nostre parti era coperta da tante nubi. E a proposito di clima, questo freddo caldo che un po' si alterna ci sta creando anche dei problemi. Certo, la cosa peggiore che un conduttore televisivo o radiofonico che sia possa avere è quello di avere un abbassamento di voce, una reucedine, però insomma spero di compensarla in questa puntata. Grazie ancora della preferenza per essere presenti e vederci. Questa è Target, Televideo Agrigento, LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale. Questo vostro appuntamento settimanale che ormai da oltre un decennio vi tiene compagnia e con il quale noi indaghiamo un po' su quello che succede nel nostro territorio, presentandovi delle situazioni, delle persone, delle associazioni dal punto di vista culturale, musicale, politico, sociale, scolastico, insomma tutte quelle piccole grandi realtà positive che fanno bene al nostro territorio. Mercoledì sera in prima serata e poi durante gli altri orari nel corso della settimana per cercare insomma, di arrivare a quante più persone possibili in orari differenti. Poi ricordatevi che c'è anche lo streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e con il link dedicato il programma poi viene anche messo su YouTube, insomma non avete scusanti per non vederci. Anche in questa puntata parleremo di alcune cose che reputo interessanti, spazieremo dalla musica, dal sociale, anche dalla storia, nella scuola, insomma. Spero che quest'ora qualcosa insomma, in nostra compagnia possa attirare la vostra attenzione. Passo subito allora a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera, iniziando dalla mia sinistra, è l'indicazione che do a Gerlando, il mio cameraman di fiducia. Partiamo con Carmelo Castronovo, lui è il presidente della sezione Ampi di Favara, dove l'acronimo sta per Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si continua con Sasà Manganella, è il presidente dell'Istituto di Ricerca e Studi intitolato a Calogero Marrone, un grande uomo di Favara, anzi un grande uomo d'Italia. Continuiamo con Angelo Lauricella, lui invece è il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani di Agrigento. E proseguiamo con la scuola, i due docenti che vedrete inquadrati fra qualche istante, sono Eleonora Castronovo e Giuseppe Callea, fanno parte dell'Istituto Fermi di Aragona. Proseguiamo con il nostro ospite politico, però sapete insomma, che noi affrontiamo la politica in un certo modo, nel senso come comunicazione ma anche come stimolo. Salvatore Borsellino è consigliere comunale di Agrigento, nonché presidente della Commissione Sviluppo Economico. Buonasera. E questa sera ben due ospiti musicali che insomma hanno una cosa in comune, ovvero che sono dei ragazzi. Però vedrete che praticamente stanno agli antipodi, perché il primo è Mario Licata, lui è un rapper conosciuto in rete come Il Gigante, mentre l'altro è Salvatore Riggio, un cantante che nonostante la sua giovane età ha già una voce tenorile, insomma, di grande rilievo e grande importanza. Bene, parleremo di questo con il vostro aiuto, un aiuto che vi chiediamo naturalmente per a volte segnalarci anche delle situazioni, delle associazioni, delle cose che meritano di avere l'amplificazione che Televideo Agrigento può dare all'evento o all'associazione. Oltre al discorso della Luna Rossa, fine gennaio c'è anche una giornata importante, che è la giornata della memoria. Senatore Lauricella. Sì, è la giornata della memoria e serve un po'
a ricordare quello che è l'olocausto degli ebrei, soprattutto però diciamo, bisogna cominciare perché noi lo ricordiamo per quello che è l'olocausto, vogliamo ricordarlo anche per cosa è avvenuto prima, cioè dire cosa ha preparato l'olocausto, e sono le leggi razziali che hanno consentito poi prima a Hitler e poi a Mussolini a perseguitare un intero popolo e a perseguitare non solo gli ebrei ma anche i tedeschi, i non ebrei, i gay, naturalmente gli handicappati che sono stati sacrificati, lo sterminio è vario. Sasa Mangalera, sono passati più di 70 anni però. Un secondo completare il pensiero per dire che vogliamo aggiornarlo anche ad oggi, perché la memoria deve servire come una specie di vaccino, diciamo, che ci fa rifiutare che possano avvenire fatti, ci fa prevenire fatti di questo tipo. E proprio a questo volevo chiedere a Sasa Mangalera, sono passati più di 70 anni, c'è ancora l'attualità? Sì, l'attualità c'è sempre perché innanzitutto credo che sia essenziale affermare anche il concetto di memoria, perché la memoria non è il ricordo, ma la memoria è quel filo sottile che lega il passato al presente e condiziona il futuro. Ed è su questo che noi stiamo lavorando, soprattutto a Favara, ma anche in altri comuni della provincia di Agrigento, unitamente all'ANBI, per cercare attraverso il contatto soprattutto con le nuove generazioni che hanno un luogo di riferimento ben preciso che sono appunto le scuole, e noi andiamo lì a incontrare, a parlare con loro, a scambiarci le esperienze, a imparare anche dai ragazzi, perché quello che è successo l'altro giorno alla Brancati e all'Istituto Comprensivo Brancati di Favara è stato proprio questo. I ragazzi che sono stati protagonisti per quasi 2 ore di interventi a tutto campo che hanno attraversato la storia della nascita del nazismo, del fascismo, della Shoah, della lotta di liberazione, dell'impegno delle donne e così via di seguito, ci hanno dimostrato che i ragazzi possono dare tanto. E forse proprio per questo che a Favara, ANPI, Istituto Marrone e scuole hanno deciso, Carmelo Castronovo, invece di celebrare la giornata della memoria, di farla diventare settimana della memoria. Sì, 3 anni fa, per la verità, insieme all'Istituto Marrone, quindi a Sasà, ci siamo inventati la settimana della memoria proprio perché volevamo parlare a quanto più ragazzi possibile, che secondo noi è il terreno migliore dove mettere il seme della memoria, appunto, cioè ricordare, far capire ai ragazzi quello che è successo perché non accada più. E quale elemento migliore del ragazzo, dello studente, anche perché la storia non studia l'ultima guerra mondiale. Molto spesso non ci arriva con i programmi, oppure si arriva veloce. Abbiamo la docente italiano, poi magari possiamo chiedere anche a lei. Non fa parte dei programmi, ma comunque ammesso che sia così, è un momento di approfondimento, perché ripeto, è il 3° anno e quindi ogni anno è un entusiasmo per noi, è una grande fatica, credimi, perché mettere insieme 7 scuole istituti, certo. e raccordare il tutto non è semplice, c'è anche una spesa economica, ma lasciamo perdere, non è questo il punto. Però, il punto principale è il messaggio arriva, c'è la risposta, ecco, bravo. Poi ci dirai che cosa avete preparato e quale sarà poi il finale di questa settimana. Noi ogni giorno non me lo dice dopo, noi sono un giro di presentazione in questo momento. Professoressa, studiamo o non studiamo la seconda guerra mondiale? La studiamo, fa parte del programma del 5° anno. Un po' velocemente forse? Ma non sempre, anche perché bisogna preparare i ragazzi che poi sono molto interessati alla conoscenza e alla discussione di queste tematiche già anche negli anni precedenti, quando non è un programma ministeriale ma comunque sia è un argomento vivo, perché come dicevamo appunto conoscere e anche prevenire. Anche perché l'attualità della storia è la Brexit, con tutto il rispetto dei greci e delle guerre puniche, insomma, ecco. Sì, ma la violenza è sempre in agguato e diciamo che i ragazzi e la scuola, le varie attività
attività che noi facciamo anche nel nostro istituto Fermi ci dimostrano che i ragazzi sono veramente migliori di quello che noi pensiamo, molto più sensibili a queste tematiche. L'Istituto Fermi che diciamo, è professionale ma non nel vecchio modo di intendere quella scuola, ecco. Sì, benissimo, perché infatti colgo l'occasione proprio per dire che il nostro istituto, anche se è appunto un istituto professionale, ha partecipato a diverse attività, come ad esempio l'anno scorso abbiamo partecipato ad un concorso con la Questura di Agrigento che si intitolava Un poliziotto a scuola, e questo era il coronamento di un lungo percorso sulla legalità che l'Istituto Fermi porta avanti da anni. Per noi è stato un orgoglio, perché oltre a far arrivare il messaggio ai ragazzi, di conseguenza alle famiglie, agli amici, perché poi diventa una catena, un messaggio che va avanti, abbiamo pure vinto, quindi un istituto professionale che come dire, arriva ad un'affermazione in campo letterario, penso che sia un successo sotto tutti i punti di vista. Bene, conosceremo ancora il Via Fermi di Aragona, che però insomma è tecnico, professore Callea, è un istituto tecnico, quindi insomma poi avete portato qua pure dei robottini, delle cose a rimarcare che sì. Lì, certo, l'italiano va bene, però ci vuole il cacciavite una volta, magari adesso tutti questi strumenti elettronici nuovi. Certo, certo. Intanto voglio fare una precisazione. Il Fermi è professionale e tecnico. Infatti è un ISS Fermi, si chiama così. Nello specifico, ad esempio, per ciò che concerne l'aspetto tecnico, specie per quanto riguarda l'aspetto informatico, telecomunicazioni, elettrico ed elettronico, qua abbiamo voluto portare alcuni kit robotici con i quali quotidianamente i ragazzi si interfacciano per capire un po' quali sono le dinamiche di quella che potrebbe essere ad esempio la domotica, quindi una casa che si interfaccia con una serie di sensori che, programmati in maniera adeguata da un punto di vista software, possono agevolarci al vivere quotidiano in maniera ottimale. Una volta a Battista che andava il gran genio del mio amico con un cacciavite in mano, ora invece ci vuole il computer. Ci vuole il computer, che è un'anima inerte, è un corpo inerte. Io posso avere il computer più potente del mondo, però se non sono in grado di programmarlo a compiere determinate azioni, è lì, è fermo a se stesso. E proprio qualche giorno fa lì al Fermi c'è stata un'esibizione di aeromodelli, sì. Noi ce ne siamo occupati, sì. Qui vedo che ha portato dei robottini, poi magari li potremo vedere in azione? Sì. Li vediamo, potremmo vederli in azione, li vedremo in azione. Ho portato anche dei kit, questa un po' è la scheda principe che permette a tutti i kit robotici di poter... li abilita a compiere determinate azioni. L'evoluzione della tecnologia. Io l'altro giorno, spolverando la mia cantina, ho trovato una cassetta, ho guardato dentro, sa cosa c'erano? I flop disk. I flop disk. Un centinaio di flop disk che adesso insomma niente. Allora, consideri il telefono ne può contenere 1 migliaio. Io infatti parlo sempre, mi aggancio alla storia, parlo sempre di quello che è la storia e l'evoluzione del mondo informatico, tecnologico in genere, e cerco di far capire ai ragazzi. Io da ragazzino ho avuto la fortuna di poter mettere mani a dei computer che ai tempi erano lo stato dell'arte, e che ad esempio io ho iniziato a mettere mani su un computer che aveva una velocità di calcolo che è paragonabile a un telefonino, il più scadente smartphone di oggi, che lo acquistiamo a 50 euro. È come dire, quello era un dinosauro, certo. Con il quale non potevo far niente. Il flop quando era? Allora consideri che il flop c'è quello da 3,5 come dimensioni, che c'era quello da 7,20 e 1,44 mega. Cioè per fare un hard disk da 1 tera ci vuole tutto lo studio pieno di l'ordine di grandezza del tera, consideri che è 10 alla 12ª, quindi 1000 miliardi. Perciò insomma. Consideri che addirittura c'erano i floppy di prima, quelli, se li ricordate, quelli quadrati, quelli che si inserivano e avevano una capienza, quelli a doppia densità, di 360 KB. Se io scrivo 2 paginette a Word, 2 paginette senza immagini, consideri che già ho saturato la memoria. Continuiamo a conoscere gli altri nostri ospiti. Li conservo ancora. Proseguiamo con Salvatore Borsellino, gradito ritorno a Target, consigliere comunale di Agrigento, dicevo presidente della commissione. Come va la politica a Palazzo dei Giganti, Salvatore? Intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio la redazione di Televideo Agrigento
Cosa dire? La politica agrigentina, io vado a ritroso, mi sono candidato nel 2015 sposando un progetto diverso da quello che è l'attuale amministrazione, la famosa amministrazione del cambiamento e della rinascita guidata dal sindaco Firetti. Un'amministrazione che ha fatto tante promesse in campagna elettorale, possiamo fare degli esempi, la famosa Miami Beach che doveva sorgere a lungomare San Leonino, a lungomare Falcone e Borsellino, oggi un nulla di fatto. Quindi parlando dei tuoi vicini di sedia di scuola non possiamo dare la sufficienza? Ma secondo me no, secondo me assolutamente possiamo dare un buon scarso a questa amministrazione, un'amministrazione che viaggia in solitario, un'amministrazione che definisco sorda, un'amministrazione lontana dai cittadini agrigentini. Purtroppo non abbiamo il contraddittorio, va bene quello che dici tu. Approfondiremo magari poi più tardi, Salvatore Borsellino, di qualcosa in particolare sul tuo ramo dello sviluppo economico in commissione, se c'è qualcosa insomma, che avete trattato e che può essere naturalmente di interesse dei nostri cittadini. Con immenso piacere. E conosciamo infine i nostri ospiti musicali, dicevo uno rapper e l'altro un po' quasi classico lirico. Il gigante Mario, perché? Sì. Perché sei tifoso dell'Acragas? Acragas, Fortitudo, insomma, cerco di sostenere la città in tutti gli ambiti. Quindi diciamo è un accostamento sportivo, ecco quello no, che... vabbè, ma comunque perché è un simbolo della mia città e voglio fare capire da dove provengo. Il rapper cos'è? Uno che fa proteste, uno che è sempre un po', posso dire, incazzato, no? Sì, diciamo che al giorno d'oggi il rapper è quella figura che tra i giovani sicuramente detta le tendenze, quindi in qualsiasi ambito, da quello della moda a quello sportivo, a quello anche politico in certi casi. Certo, quindi diciamo il suo pensiero poi lo trasporta in musica, in versi. Certo, certo. Anche non solo, adesso anche con l'uso dei social, anche tramite Instagram, Facebook. Ma nasce prima lo scritto oppure già hai in mente la base musicale che ti deve accompagnare? Dipende, perché io ho un amico che mi produce le basi e quindi dipende, se è un suo progetto cerco di adattare il mio testo al suo progetto, ma in genere sono io che scrivo perché è un'esigenza quella di scrivere e quindi poi è lui ad adattarsi alle mie esigenze. A parte il rapper, cosa fa Mario Licata? Io ho giocato a pallacanestro per molto tempo. Per questo quindi anche il gigante. Sì. Poi sono uno studente come tutti i ragazzi della mia età, frequento il liceo scientifico Leonardo di Agrigento e sono in 4º anno. Bene, conosciamo anche Salvatore Riggio, dicevo completamente opposto. Salvatore, qui altro che rapper, qua c'è la musica, sì, quella classica, la musica classica. Quella un po' invecchiata, possiamo dire. Perché no? Attualissima invece. Io l'altro giorno ho visto in televisione un qualcosa di Bocelli, credo, insomma, dove va fa il pienone. Bocelli, sì. Però del resto non è molto conosciuta ancora. Cioè è stata un po' dimenticata, possiamo dire. Il tuo amare questo tipo di musica è dato proprio dalla tua tonalità di voce, sì, insomma, che si presta bene. Un po' molto bassa, sì. Si presta bene. Non si direbbe, ma Salvatore ha solo 13 anni, Salvatore. Sì. Ne dimostri un po' di più, devo dire. A scuola? Dove siamo? A scuola frequento la scuola Vincenzo Navarro di Ribera, la terza media. È una media. Ah, una media, quindi sei in terza media, sì. Sì, in terza media. E la musica quando è iniziata? A cantare? Io ho iniziato a cantare sin da 9 anni, cantavo sui palchi e canto anche ora sui palchi. Frequento l'Accademia Palladium di Favara, certo, direttrice, diciamo, sì, Liaminio. Le doti naturali di questa voce devono essere anche affinate dallo studio, mi sembra logico. E poi frequento il Conservatorio Toscanini. E questa è la cosa più importante, sì. Quindi diciamo che partiamo subito, questo non è un hobby? Dovrebbe diventare il tuo lavoro? Sì, è un hobby lavoro. È un hobby lavoro, insomma. Poco fa nelle prove che facevi ho sentito, insomma, le qualità ci dovrebbero essere e tra un po' noi ti sentiremo. Allora, senatore Lauricella, ritorniamo al lavoro che l'ANPI, ma non solo l'ANPI, ma tutte le altre associazioni stanno facendo. So che sabato prossimo, insomma, avete in programma un importante incontro, una manifestazione, mai più fascismi e mai più razzismi. Sì, io poco fa
quando accennavo alla giornata della memoria e stavo parlando di servirci poi di questa memoria per esaminare il presente e per il futuro, volevo cominciare a presentare questa manifestazione a cui invito tutte le persone di buona volontà. La manifestazione non è solo dell'ANPI, la manifestazione la svolgiamo assieme a un insieme di altre sigle, la Lega Ambiente, Amnesty International, Agrigentina, un insieme di sigle che qui non riuscirò a nominare tutte. E restiamo umani, raccoglie un po' il grido del pontefice, di Papa Francesco rispetto a questa vicenda degli emigrati che in questo momento noi non riusciamo più a ricevere, non riusciamo più ad aiutarli e che vediamo ogni giorno morire nel mare Mediterraneo, che ritorna ancora una volta di più, è un mare di morte. Questi emigrati poi dovrebbero, alla memoria dei siciliani e degli italiani, ricordare i milioni di persone che andarono, italiani che sono andate, significa 1/3 della popolazione italiana nel mondo. Oggi gli italiani nel mondo, i cognomi italiani nel mondo sono 110 milioni e chissà quanti hanno detto, voglio dire, e che quanti ne sono morti per navi affondate, quante mancanze di soccorso. Ed è come se noi facessimo a noi stessi, diciamo, a quelle persone, a quei morti, a quegli italiani, quello che allora ci è stato fatto. Noi pensiamo invece che bisogna rimanere umani, fare il nostro dovere, salvare le vite e pensare che da queste vite possa venire un'opportunità. Il bambino che viene cacciato dal centro di accoglienza può diventare lo scienziato che ti troverai davanti domani, è la persona che ha vissuto con gli altri, il rifugiato che noi ospitiamo deve farci pensare al perseguitato che è scappato. Allora noi parliamo della memoria e parliamo di come siano stati mandati via dalla Sicilia, dall'Italia intera, personaggi di grandissimo valore che arricchivano. Noi pensiamo che Amaldi stava in Sicilia, che Fermi dovette fuggire dall'Italia, che Einstein scappò dalla Germania. Cioè dire, il mondo di coloro che cacciavano via ne restò impoverito di queste fughe. Come avete articolato sabato questo sabato incontro? Ci sarà un concentramento, staremo lì, daremo il microfono alla gente, li faremo parlare, parleremo della memoria e parleremo naturalmente del futuro dell'Italia che vogliamo costruire. A tutta la gente cattiva, alla gente che dice non mi interesso, anzi muoiono e li voglio aiutare e questi che muoiono aiutano gli altri a non partire. E non ci si pone il problema dell'uomo, non ci si pone il problema di salvare quelli che scappano e non ci si pone nemmeno il problema di regolare anche la stessa immigrazione, che può essere regolata con i visti. Se tu apri uno sfogo legale non avrai lo sfogo di questo tipo. Noi lo facciamo per dire no a una politica che fa una legge che dovrebbe aggiustare le questioni di ordine pubblico e ne creerà tanti, perché vi sono tanti rifugiati, coloro che venivano accolti in questi centri di accoglienza, quelli che lavorano, quelli a cui scade il permesso di soggiorno, che nella misura in cui viene tolto tutta questa possibilità di stare nel nostro paese, non è che se ne andranno, resteranno qui senza nessun controllo, nessun rapporto, nessun aiuto del nostro paese e possibilmente nel momento della disperazione potrebbero anche diventare elementi di disordine. Mi sembra una contrapposizione netta a quella che è la posizione del governo attuale. A una politica che in questo momento si sta facendo, che non si capisce perché la tengano in questa maniera, e a cominciare da forze come la Chiesa o le forze del volontariato, all'ANPI che sta all'interno di queste forze, vogliono dire no e lo vogliono fare, voglio dire, alla cattiveria, a quelli che vogliono dire lasciamoli morire. Noi vogliamo volgere un pensiero diverso, positivo, ripresentare il volto dell'Italia, quello bonario, quello che sta all'interno della nostra tradizione italica. Per questo pensiamo che questa manifestazione è un presidio antifascista e a difesa della libertà da una parte ed è anche un monito, voglio dire, al governo e un invito a tutte le persone di buona volontà a discutere, a parlarne e la manifestazione sarà un momento di dialogo, si svolgerà il pomeriggio dalle 5 alle 8
a Porta di Ponte, il microfono verrà affidato a tutti coloro che vorranno parlare. Di sabato. Sì, di sabato 26. E lì definiremo anche nuove iniziative di carattere culturale. Presenteremo l'altro aspetto del discorso. Oggi è tutto facile. Non li faccio partire e quindi poi partono e muoiono, vabbè, lasciamoli morire, oppure possono stare una settimana, 10 giorni in mezzo al mare in tempesta. A questo pensiero facile noi rispondiamo con una visione più complicata, che può essere quella dell'accoglienza, che può essere quella dell'utilizzazione, tipo del modello di Riace, diciamo, che è stato messo in discussione, che può essere quello dell'umanità. Per questo diciamo restiamo umani col Papa. Appuntamento sabato, allora. Mentre Carmelo Castronovo, già è da qualche giorno che la vostra settimana, quella che si tiene a Favara, è iniziata, impegnate le scuole, il tema è quello della memoria, e come è stato sviluppato dai ragazzi? Sì, noi abbiamo cominciato già con la Brancati di Favara, e come ogni anno siamo rimasti entusiasti del grandissimo lavoro che hanno svolto i ragazzi, ovviamente aiutati e diretti dagli insegnanti, che anche loro hanno una grandissima sensibilità. Devo dire con molta chiarezza che i dirigenti scolastici, gli insegnanti e alla fine i ragazzi, che sono poi gli attori, su questo argomento trovano spunto e riflessione, e che presentano poi lavori che sono stati eccellenti. L'altro giorno al Brancati abbiamo di lavori musicali, lavori teatrali, di ricerca letteraria. E di più, perché è lasciato alla fantasia e dei ragazzi e dell'insegnante, dalla musica al canto, alle ricerche, alle poesie, alle recite, sinceramente di tutto, alle donne della resistenza. Proprio la fantasia è proprio enorme, e ci lascia anno per anno, io ritengo, anno per anno ci lascia soddisfatti. Ritengo che questo modo di ricordare, secondo me, deve essere quello, secondo me, che ha più reddito, più ritorno. E forse il fatto che i ragazzi sono liberi di agire, comunque sempre con il tema già prefissato, forse li rende più partecipi e li fa recepire di più i messaggi. Assolutamente sì. Quest'anno, tra l'altro, noi abbiamo voluto ricordare una frase di Levi, che nella sua semplicità credo che sia, insomma, dica tutto, nel senso che è successo, quindi può accadere. Questo è quello che abbiamo da dire, è il nocciolo di quello che abbiamo da dire, dice Primo Levi. Questo per dire, ritornando al discorso dei 70 anni, che non è perché è successo non può più accadere, non è che perché l'abbiamo sconfitto i fascismi non può ritornare. Ritengo che la storia dei nostri giorni, oltre alle cose che diceva Angelo, ce la raccontano tutta. Non si può uccidere un uomo passandoci sopra con un'auto con la scusa del tifo. Ovviamente, a mio parere, dietro c'è altro, cioè la crudeltà, il femminicidio, il bullismo, sono tutti argomenti di oggi che si legano, sono sempre soprusi nei confronti di altre categorie. Ecco perché è un tema sempre attuale, ecco perché va ricordato, perché vogliamo che nasca una generazione che rifiuti la forza e il sopruso. E i ragazzi, credetemi, su questi temi sono di una sensibilità eccezionale. Bene, prima di passare la parola anche a Sasà Manganella per ricordare questo grande uomo di Favara, se permettete vorrei fare un break così ci distentiamo un pochettino. Dicevamo la voce che mi ha colpito durante le prove di Salvatore Riggio, e sicuramente colpirà anche voi per l'intensità, per la forza, per la tonalità. Che cosa ci hai preparato come primo argomento, Salvatore? La canzone si chiama Caruso. Un classico, sì, un classico. E direi anche impegnativo però. Molto, molto. Allora ti diamo il centro del nostro studio per gustarci la voce di Salvatore Riggio con Caruso.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Uno abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dalle pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una che scioglie il sangue in te bene sai, te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene, in te bene sai. Bravo, bravo, bravo. Ritorna al tuo posto, caro Salvatore, che vi dicevo, insomma, 13 anni. Notevole. Tutto notevole, notevole, notevole veramente. Bene, proseguiamo allora. Salvatore Borsellino, abbiamo purtroppo recepito il tuo scarso per l'amministrazione, ma come dicevo all'inizio, qui il target è propositiva più che altro, insomma, qualcosa di buono, insomma, anche soprattutto per Agrigento, città turistica, nello sviluppo, in quello che può essere un raggio di sole. C'è qualcosa che puoi comunicarci? Ma, dottor Moscato, io ne sarei felice di comunicare qualcosa di buono fatto da questa amministrazione. Io posso intanto parlare di quello che abbiamo prodotto in commissione, la commissione che io presiedo, che vorrei ricordare essere composta dai consiglieri Carlisi, Picone e Nobile. Noi abbiamo prodotto ben 22 licenze taxi, quindi significano per la città di Agrigento 22 posti di lavoro. Abbiamo migliorato i tariffari per la categoria dei tassisti. Abbiamo prodotto una mozione, per dirne una, quella dello sminamento del cimitero di Pianocarta, una mozione che è stata votata all'unanimità dall'intero consesso. Bisogna risolvere anche le sepolture. Stavo arrivando lì. Oggi vediamo la triste realtà. Le famose, siamo oltre 40, credo. Le famose, mi dispiace dirlo, ahimè, 33 salme, 33 salme che giacciono lì da svariato tempo e l'amministrazione ad oggi, noi sconosciamo qual è la linea che vuole perseguire affinché si risolvano questo annoso problema,
Detto questo, abbiamo anche indirizzato tramite atti di indirizzo appunto l'amministrazione a incrementare nelle figure dell'assistente sociale, figure mancanti oggi al Comune di Agrigento. Abbiamo fatto svariate interrogazioni, come quella in merito alla pubblica illuminazione, mancante totalmente. Ma credo che hai fatto bene il tuo compito di consigliere d'opposizione. Penso che abbiamo segnalato, ma il problema sta lì, caro dottor Moscato, il problema sta lì. L'amministrazione, poc'anzi io dicevo, la definivo sorda. Sorda nel senso che non ci sono risposte, né positive né tantomeno negative, assolutamente. Perché io vorrei ricordare anche ai nostri concittadini che ci seguono da casa, l'interrogazione, la mozione, l'atto di indirizzo non è altro che lo strumento in mano al consigliere comunale, che ricordo essere l'organo politico eletto direttamente dal popolo, al fine appunto di aiutare l'amministrazione a poi evidenziare qualcosa che non va, oppure evidenziare quelle che sono le problematiche che affliggono la nostra città di Agrigento. Ebbene, io posso dire che ad oggi ho visto soltanto l'aumento spropositato delle indennità di sindaco ed assessori al massimo consentito per legge. Io non dico che l'indennità è sbagliata, attenzione dottor Moscato, non vorrei, perché chi lavora, chi svolge un ruolo giustamente assessoriale o da sindaco è impegnato buona parte della giornata. E io credo che questa indennità debba essere meritata dando delle risposte ai cittadini, risolvendo i problemi che affliggono la propria comunità. Oggi questo non c'è stato. Però il prossimo giro voglio qualcosa di positivo, dai. Magari pensalo, forse sarà difficile, me lo dici dopo. Assolutamente. Sasa Manganella, la colpa sempre dei sindaci, io no. Tu lo sei stato, quindi diciamo, dico che un piccolo inciso, ecco. Sì, hanno sicuramente delle grandi responsabilità e soprattutto in questi anni, in questi ultimi anni, ancora di più, perché bisogna fare i conti con i bilanci, con i tagli soprattutto di Stato e Regione che sono stati pesantissimi, e in più c'è una grande evasione fiscale negli enti locali che purtroppo non consente agli amministratori di poter fare anche di svolgere, di portare a termine i programmi che si sono dati all'inizio. Ma tu lo faresti di nuovo il sindaco? Ma io l'ho fatto con grande piacere, è una mia grande aspirazione, ci sono arrivato a tarda età rispetto a tanti altri, però ora no, non sono più nelle condizioni fisiche, credo, di poter fare il sindaco per 5 anni, perché è molto come dicevi tu, essere impegnato 25 ore al giorno. No, io vabbè, De Mita l'ha fatto a 90 vabbè, ma sai, ognuno ci arriva con me. Bene, ritorniamo alla scuola. Dicevamo l'istituto tecnico e professionale che non è più magari come me lo immaginavo io ai tempi della mia scuola, si arricchisce non solo con le materie curriculari che sono rinnovate, ma anche diciamolo così, con progetti extracurriculari che vanno a compensare di più quello che la scuola offre. Professoressa Castronova. Sì, innanzitutto i vari progetti che intraprende la scuola sono dovuti anche alla ricchezza di indirizzi che presenta l'Istituto Fermi di Aragona. Noi andiamo dall'ottico all'odontotecnico, l'informatico, l'elettronico, i servizi sociali, tanti altri, e tutto questo procura una ricchezza immensa all'istituto, perché abbiamo modo di avere la formazione di diverse personalità e di diverse capacità. Le potenzialità dei ragazzi vengono espresse ad ampio raggio. Tante sono le attività che propone la scuola, tanti sono i progetti. Poco fa parlavamo di violenza, del fascismo. La violenza purtroppo si rigenera sotto altre forme dovute anche ai nuovi mezzi di comunicazione. La nuova violenza è anche il cyberbullismo, e la nostra scuola è sempre in prima linea con l'attenzione rivolta ai ragazzi e con la loro partecipazione a prevenire queste forme di violenza. La nostra scuola, sempre seguendo diversi progetti sulla legalità, ha partecipato anche ha realizzato diversi cortometraggi. Abbiamo partecipato anche al Giffoni Festival con una grande affermazione. Abbiamo realizzato anche quest'anno attraverso Caro Amico Web, sempre con la partecipazione
partecipazione dei ragazzi, dei cortometraggi che prevengono determinati comportamenti. Ma c'è allora una rivalutazione degli istituti professionali e tecnici che hanno sorpassato i vecchi licei? Sicuramente, perché anche il momento storico che stiamo vivendo fa in modo che il ragazzo cerchi immediatamente una preparazione che possa inserirlo poi nel mondo del lavoro. Titere tu Patulè non interessa più a nessuno. No? Ahimè interessa poco, ma dovuto, ripeto, penso che sia dettato dall'esigenza del tempo storico, sociale. La crisi è innegabile e penso che dei ragazzi che possano immettersi nel mondo del lavoro già a 19 anni, 20 anni, con una preparazione che gli consente di non dover andare a fare dei nuovi corsi per poter affrontare, ma sono già pronti. Le aziende ci contattano annualmente, i ragazzi che escono dai nostri indirizzi sono pronti e spesso sono già richiesti appunto dalle aziende, come ad esempio la Telecom, tante altre sì. E credo che questo sia anche un punto di partenza importante, perché ormai è una cosa assodata che l'esperienza e l'alternanza scuola-lavoro, sì, professore Callea, sia ormai una cosa assodata, insomma, sì, indispensabile, direi. Sì, intanto è normata a livello MIUR, perché giustamente l'alternanza scuola-lavoro è prevista una normativa. Già le prime esperienze sul campo, insomma. Certo, ecco. Fra l'altro quest'anno è stata rivalutata, è stata ridimensionata in termini di ore ed è stata focalizzata su un aspetto più concreto, tant'è che noi nello specifico siamo in contatto con una serie di aziende, nello specifico ad esempio nel percorso di informatica e telecomunicazioni abbiamo fatto una convenzione con l'Università di Urbino. I miei ragazzi, io sono tutor, utilizzeranno una piattaforma dell'Università di Urbino e praticamente studieranno un linguaggio di programmazione che gli servirà successivamente per andare a realizzare siti e applicazioni sul web. Ci sono convenzioni con aziende meccaniche, c'è la parte di meccanica e meccatronica, ci sono macchine a controllo numerico che ormai fanno parte, si stanno installando in istituto, c'è la parte di elettrica ed elettronica, ci sono state delle joint venture con aziende di Treviso. Ci sono stati docenti che hanno contattato le aziende e cercano di interfacciarsi con loro per appunto fare in modo che ci sia questo instaurarsi di un canale preferenziale. Quindi praticamente un 100 centesimi esce dal Fermi e va a lavorare direttamente? Ma l'idea è questa, di sicuro il ragazzo se segue le lezioni, se segue l'attività didattica potrebbe avere, come dico io, un coltello in mano che lo può lanciare anche sia nel mondo del lavoro che all'università. Io nello specifico sono un ingegnere informatico, ho fatto studi scientifici e poi la mia grande passione tecnologica mi ha portato a studiare ingegneria informatica. Molti ragazzi tendono a questo, tendono a quella che è la tecnologia. Molti lavori che saranno fatti a venire adesso non esistono ancora. Certo. Però se noi siamo oppure preparati, delle cose che anche 10 anni fa erano impensabili adesso sì, sono nella quotidianità. Immaginiamo gli assistenti vocali, tutti i software di intelligenza artificiale, da Alexa, Google Home, da Siri e così via. Fammi il caffè, già. Una delle cose che il discorso del caffè, uno degli aspetti salienti e importanti è far capire che cos'è ad esempio un algoritmo. Spesso mi metto di fronte a ragazzi di terza media dove stiamo facendo orientamento con i ragazzi, naturalmente ci serve per farci conoscere e cercare di far capire ai ragazzi quale potrebbe essere la strada migliore da perseguire, quale istituto scegliere. Bene, poi parleremo anche di questi due amici che ha portato qui sul tavolo e vedremo un po'. Diceva professoressa. Sì, grazie. Volevo ricordare la giornata di domenica 27 che sarà una giornata di Open Day per la nostra scuola, quindi le famiglie, i ragazzi avranno modo di visitare i laboratori, di vedere i libri. Io volevo fare dire all'ultimo, ma l'ha detto adesso. Vabbè, ma non ci sono problemi, l'abbiamo anticipato. Lo ribadiamo dopo. Cesare Manganella, dicevamo un momento importante per Favara per questa settimana, ma praticamente Favara vive anche un
un momento importante di coinvolgimento diretto, e non a caso l'istituto che tu presiedi è intitolato a Calogero Marrone. Sì, l'istituto che è nato appunto 3 anni fa è stato intitolato a Calogero Marrone, un nostro eroe, un eroe della città di Favara, poco conosciuto purtroppo, anche perché diciamo rispetto all'anno di nascita di Calogero Marrone, che è stato il 1889, molte generazioni diciamo, non sono riuscite a conoscerlo. Brevemente dico soltanto... Però poi per quello che ha fatto, insomma... Sì, poi infatti è questo, Calogero Marrone, lo dico subito diciamo in 4 parole, è stato un nostro concittadino che ha rifiutato di prendere la tessera del fascismo ai tempi del podestà di Favara, e quindi a seguito di ciò è stato diciamo, licenziato, prima arrestato con un'accusa falsa inventata dal podestà di Favara, poi licenziato dal comune stesso di Favara, e infine lui ha avuto la possibilità di vincere un concorso a Varese, si è trasferito lì, ha vinto diciamo, con ottimi risultati quel posto di applicato al comune di Varese, è diventato nel giro di poco tempo capo dell'ufficio anagrafe del comune stesso, e da lì ha avuto la possibilità di aiutare tantissimi ebrei, centinaia e centinaia di ebrei, di antifascisti, falsificando le carte di identità, per evitare appunto che soprattutto gli ebrei venissero riconosciuti, arrestati e mandati nei campi di concentramento. Gli è costata la vita lui. Dove alla fine è andato a finire lui, perché questo lavoro ovviamente non è stato gradito da qualcuno che lo ha accusato, è stato fatto la spia per dirla proprio chiaramente, e a seguito di ciò il podestà di Varese lo ha licenziato, poi è stato mandato in alcune carceri italiane, e infine la sua vita si è conclusa nel campo di concentramento di Dachau il 15 febbraio del 1945, poco prima che nascesse il sole diciamo, della libertà. Grazie anche alla vostra azione le nuove generazioni di Favara hanno imparato a conoscerlo. Sì, e infatti noi stiamo facendo un lavoro diciamo, pedagogico, proprio educativo, di conoscenza di questo Perlasca, come qualcuno lo ha definito, di Favara, perché è giusto che almeno i suoi concittadini conoscano la storia di questo personaggio, che è stato, ripeto, molto ma molto importante. Abbiamo fatto non solo l'istituto Marrone a Favara, ma abbiamo aperto anche una sezione nella città di Varese, che diciamo è stata poi la seconda patria di Calogero Marrone, e assieme spessissimo facciamo delle iniziative in comune anche con la sezione di Varese, che proprio sabato prossimo organizza la giornata della memoria, con 2 iniziative, una di mattina diciamo, e una di pomeriggio. E invece noi avremo tutta questa settimana fino a martedì prossimo con incontri nelle scuole, e poi questo momento conclusivo che è martedì mattina al Teatro San Francesco, dove tutte le scolaresche di Favara, almeno le delegazioni, perché purtroppo non tutti possono essere ammesse al Teatro San Francesco, ancora una volta saranno le protagoniste delle iniziative didattiche che loro hanno svolto nel corso di questo periodo, di questo tempo che abbiamo da qui anche a martedì prossimo. Vorrei dire che tra tutte le altre scuole c'è anche il Fermi, sì, che è la sezione di Favara di Menfio, la sua dirigente scolastica, che saluto e ringrazio anche per l'impegno che ha prodotto dal primo momento a Favara, che ha prodotto. La scuola è Aragona, però ha prodotto fin dal primo momento, è stata impegnata con noi nella iniziativa, e ci auguriamo che sia anche martedì presente diciamo, alla giornata conclusiva. Bene, poi parleremo di come finirà. Curiosità storica, perché la storia poi gioca a brutti scherzi. Marrone, di cui parlava poco fa, è parente della moglie di Bossi. Vabbè, insomma. Per dire.
Ritorniamo alla musica, abbiamo sentito prima la voce di Salvatore Riggio, adesso invece siamo con rapper, con il gigante. Mario Licata, raccontaci un po' insomma come nasce questo video che tra un po' andremo a vedere. Sì, tutto, diciamo, la mia piccola carriera, se si può definire tale, è nata quest'estate, quindi una cosa fresca. Tra gli amici ovviamente si inizia a scherzare in un certo senso, cercando di emulare i propri miti, e piano piano però ho visto che la cosa si andava allargando e che i miei amici apprezzavano quello che facevo, per cui ho deciso poi anche di renderla una cosa un po' più seria, andando in uno studio di registrazione e registrando appunto il brano che poi vedremo in seguito nel video. Quindi musica, parole e video. Musica, parole e video, completo. Sì, abbiamo giostrato grazie soprattutto all'aiuto di un videomaker, Mauro Posante, che ringrazio, che ci ha dato una grossa mano per la realizzazione di questo video. Voglio dire però che l'idea del video è quasi tutta mia, anche grazie all'aiuto ovviamente dei miei amici, e devo dire poi che lo vedremo. Ma di che cosa parla? Parla di un bambino, no? Chiamandosi Barcellona la canzone, quindi fa riferimento sia alla squadra ovviamente che alla città in generale. Parla di un bambino che inizia a giocare a calcio e che ovviamente si mostra portato per questo sport, e poi viene apprezzato anche dai ragazzi più grandi in seguito. Tu lo hai già messo sui social e so che insomma Sì. I numeri iniziano a lievitare. Sì. Ha avuto un bel riscontro, abbiamo raggiunto quasi le 7.000 visualizzazioni in 2 giorni. Posso ritenermi soddisfatto. Adesso oggi siamo ufficialmente anche su tutte le piattaforme musicali digitali, quindi Spotify, Google Play, iTunes e tutte le altre. Adesso sei anche su TVA e Target e magari aumentiamo qualche numero in più. Bene, se siamo pronti allora per mandare in onda il video rapper del gigante Barcellona. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, però més, però molt més, però molt. Frate, io mi sento a Barcellona, vinco tutto fra solo Guardiola, ma se questi mi fanno la ola, colpo di tacco mira terra buona, entro in campo e fischiano tutti quanti, provano a prendermi, non ci riescono, dribblo e mi smarco questi qua davanti, poi tiro da fuori e si spaventano. L'unico obiettivo qui è fare gol, infatti sono come Villa, sono un goleador. Tu invece sei un bambino e mangi goleador. In difesa non passa nessuno, Carpuyol. Sono troppo avanti, sì, come Gaudì. Metto piede in piazza ed è subito festa. Penso solo al tempo, sì, come da lì. Io sconfiggo tutti come Andrés Iniesta. Corro così tanto che somiglio a Messi, non troppo vado sempre più veloce, ma nessuno che mi vede, ma nessuno che ci crede. Io t'ho visto quando corro e dopo 10 metri siete invece quando corro io sento la mano di Dio, il pallone è solo mio e dopo 10 metri ho fatto rete. Sono così forte, in Azuma 11, sono il nuovo Fazzo 9. Ehi, frate, io mi sento a Barcellona, vinco tutto fra sono Guardiola, ma se questi mi fanno la ola, colpo di tacco vira terra buona. Frate, io mi sento a Barcellona, vinco tutto fra sono Guardiola, ma se questi mi fanno la ola, colpo di tacco vira terra buona. Finalmente siamo a Barcellona, ci vediamo al bar fra tra circa un'ora, così puoi capire e dire come suona. Lo sai che sta roba è come la droga, perché più ne senti più ne vuoi ancora. Faccio sempre centro come Piero Riola, voglio stare solo, frate, Catalogna di Sagrada Famiglia ce n'è una sola. Sono Miro, la mia arte è surreale, ti do il benvenuto fra nel mio reame. Pungiamo tutti sei in un alveare, noi siamo loro sono il rame. Mondo un impero da nulla a Bacardi, io non voglio essere come voi altri rimani di stucco fra quando mi guardi non c'è nessuno
nessun trucco, voi per codardi. Senti come suona, sembra Maradona, tipo Barcellona, tipo Maratona. Qui nella mia zona sai come funziona, nessuno perdona. Se mi tocchi la corona, pure parli tipo Fabrizio Corona. Hai capito chi comanda? Hai capito chi mi manda? Brucio la casa di carta, il tuo testo carta bianca. Sono che puta e pure un maricon. La gente disputa perché sei un cabron. Ritorno in campo fra tipo Vidal. Tu vuoi tornare ma per carità non hai capito che alla mia età faccio una rima e vai nella di là. Metto il microfono in carica e ci vediamo alla prossima raffica. Ehi, frate, io mi sento a Barcellona, vinco tutto fra sono Guardiola. Passo e questi mi fanno la ola, colpo di tacco vira terra buona. Frate, io mi sento a Barcellona, vinco tutto fra sono Guardiola. Passo e questi mi fanno la ola, colpo di tacco vira terra buona. Bene, desidererei, Mario, perché abbiamo visto lo sport e il calcio in particolare, che da te insomma partisse anche un appello per dire che il calcio è uno sport, non c'è violenza, non c'è razzismo, non c'è niente, no? Certo, cerco di dare sempre un messaggio positivo, evitando ogni messaggio negativo che può essere frainteso, perché comunque la funzione che hanno anche i rapper o comunque i cantanti in generale è quella di dare dei messaggi a coloro che li ascoltano. I rapper, ovviamente rivolgendosi a un pubblico giovane, devono cercare di dare i messaggi più positivi proprio possibili. Per questo io dicevo che insomma, no alla violenza in maniera assolutamente. assoluta. Bene, grazie, bravo Mario Licato. Allora, professore Callea, qua abbiamo due ospiti insomma che da un po' di tempo che sono c'è il terzo, sono lì sul tavolo che aspettano, insomma, ce le vuoi presentare? Sì. Allora, fondamentalmente parto da questo. Questa è una scheda, si chiama Arduino. Tieni ferma così Gerlando non riesce a inquadrarla. È un progetto italiano, un progetto open source, quindi gratuito, chiunque lo può replicare, ed è pensato per fare making. Che cos'è il making? Smanettare con tutto ciò che è la parte elettronica ed informatica, e quindi capire cosa sono i vari sensori grazie ai quali io, ad esempio, per mezzo di un sensore di umidità, io potrei in teoria percepire nel mio giardino se c'è umidità nel terreno ed eventualmente abilitare l'innaffiamento e quindi innaffiare il giardino, o per mezzo di un sensore di luminosità percepire il classico crepuscolare, percepire come la luce in relazione esterna, alla tipologia di luce si accende o si spegne, e adeguare il tutto a questo. Ad esempio qui abbiamo costruito un piccolo piano che si interfaccia, ad esempio lo possiamo suonare con l'acqua, nel senso che mettiamo a massa i fili in bicchieri di acqua e col corpo umano, che è un buon conduttore di corrente elettrica, noi entriamo a far parte del circuito elettrico e in base alla resistività del nostro corpo umano sono le note diverse. C'è una nota diversa, le classiche 7 note, naturalmente a scopo didattico, però ti fa capire in effetti quali sono le dinamiche elettriche, elettroniche, delle materie scientifiche in genere, delle scienze applicate e dell'informatica naturalmente. Gli altri due cosa sono? Dei robottini? Gli altri due sono dei robottini che dentro hanno il cuore fatto da quello che abbiamo parlato questa prima, scheda, un po' adeguata. Sono dei kit robotici, questo della Lego, questa si chiama Mbot, e che noi programmiamo e istruiamo a compiere determinate azioni. Questo per esempio? Questo ad esempio, nello specifico, questo ha dei sensori, questi occhietti fondamentalmente sono sensori che si chiamano sensori di prossimità. Tutti noi li abbiamo sul nostro telefonino. Voi quando fate una chiamata, vi siete mai chiesti perché mentre fate la chiamata, avvicinando il telefono all'orecchio, il display se ne va in stand-by? Naturalmente per non consumare batteria. Questo avviene perché c'è questo sensore che percepisce la vicinanza di qualcosa e naturalmente manda in stand-by il display del telefonino. Vi voglio far vedere, qua sotto c'è un altro sensore che riesce a percepire la differenza di colore. Qua sotto ora vedremo c'è praticamente un circuito che deve seguire, un percorso che deve seguire, e ora lo istruiamo a seguire questo percorso. È stato programmato
Considerate, si può programmare sia da un punto di vista visuale, non voglio scendere nei particolari perché non è la sede appropriata, ma vi posso assicurare che si può fare programmazione anche per chi è la prima volta che si siede. E si può fare programmazione anche per chi in effetti è un programmatore e quindi è un tecnico, come i ragazzi che seguono i nostri corsi, perché si può utilizzare il tutto con dei linguaggi di programmazione particolari che oggi sono richiesti dalle aziende, certo, perché tu devi essere competente in quel settore. Istruiamo allora Gerlando per vedere come ci deve seguire con la telecamera, ecco. Sì. Che cosa faremo adesso? Allora scendiamo qua sotto sul tavolino. Gerlando. Ecco. Fondamentalmente io ho messo il robottino qui. Vediamo un 8 praticamente, sì, un circuito. Questo percorso sarà seguito, secondo, perché e c'è il nero del certo. E seguirà praticamente all'infinito questo percorso. Potrebbe... se ci fosse una pista più ampia e il tracciato nero segue sempre quello. Sempre fino a che la batteria, naturalmente, fino a quando c'è benzina. Questo potrebbe essere anche il principio delle nuove auto, no? Cioè che quando dice che non ti fanno uscire dalla carreggiata, che ti danno qualcosa... Considerate che tanta elettronica di base spicciola che è qui dentro è concettuale ed è ciò che in effetti è presente nelle auto di oggi e nelle auto del futuro. Ad esempio questi sensori fondamentalmente sono anche sensori di parcheggio che ti fanno percepire, gli stessi sensori ti possono far percepire. L'auto parcheggia da sola, ecco. L'auto parcheggia da sola, là ci sono dei dispositivi un po' più intelligenti. Però, diciamo, è sempre quello di sensori, certo, di misurare lo spazio, di vedere un po' tutto. Ad esempio in carreggiata, con questi sensori, io che guido, mi potrebbero avvertire con un cicalino, certo, con un stai uscendo fuori. Stai uscendo fuori. Ma questo l'ha fatto il docente o l'ha fatto il discente? Allora, l'abbiamo programmato con i discenti. Abbiamo programmato con i discenti, facciamo anche attività un po' più particolari, ad esempio riusciamo a interfacciarlo ad esempio con l'ambiente esterno che potrebbe essere questa luce. Noi riusciamo a misurare una soglia di luminosità della luce e in relazione, se ad esempio spegniamo la luce, quindi diciamo che se scendiamo sotto soglia di un tot di valore, possiamo abilitare a fare determinate cose. L'altro robot invece? L'altro robot fondamentalmente fanno le stesse cose, il principio di base è lo stesso. Questi sono sempre dei sensori, qua sotto ha ulteriori sensori e nello specifico questo riusciamo anche a pilotarlo con un'applicazione Bluetooth, tramite Bluetooth, con un dispositivo che potrebbe essere un telefonino. L'idea di base qual è? L'idea di base naturalmente è capire che cos'è la robotica, in questo caso la robotica educativa, e che cos'è l'informatica applicata ad esempio a macchinari di questo tipo. Viva il tecnico industriale allora, vabbè, sì, mi avete convinto. Bene, ci avviamo quasi alla fine del nostro programma, già non vedo più l'orario. Piero, non so se mi dice vai oppure fermati. Vabbè, insomma, comando io, grazie Piero. Siamo arrivati alla fine e naturalmente vi riserverò anche il tempo per salutare il nostro pubblico, ma deve essere un saluto per chi non è esperto di target un po' particolare, perché noi non è che diciamo grazie, arrivederci e tutto finisce lì. No, nel giro di pochi secondi, non lo so, se è possibile lo fate con una frase, con una citazione, con un buon proposito, con uno stimolo, insomma, con un qualcosa che rispecchia anche il perché voi siete qui, il tutto in senso positivo, perché noi il bicchiere, anche se non c'è, lo vediamo sempre pieno. Nel mentre voi ci pensate, io ridò di nuovo il microfono a Salvatore Riggio con questa meravigliosa voce. Mi fa piacere sapere, insomma, che c'è l'impegno diciamo, professionale e di studio nel conservatorio. Insomma, è lì che poi si forma tutto dal punto di vista musicale e vocale. Ok, ora la canzone che vi canterò si chiama Perfect e l'autore è proprio Ed Sheeran. Vuoi salutare anche Lia Mineo? La salutiamo, sì. Perché no? È lei che, certo, insomma, il nostro Ciao, professoressa. Ci porta diversi di questi piccoli grandi artisti, piccoli grandi cantanti. A te allora di nuovo il centro dello studio, Perfect, ancora Salvatore Riggio. I found the love for me, darling, just night by rain.
follow Maldi. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew wanted someone waiting for me. Sweet like just kites when you fall in love. Knock on and what it was. I when I give you this time, darling, just kiss me slow. Your heart is on my home, and in your life you're in mine. Baby, I'm dancing in the dark. You miss me in my arms, and barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said so lots of mess, I whispered underneath my breath to her, loving you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Ho i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forti e poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te nell'oscurità, stretti forti e poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Bravo, 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 bravo Salvatore Riggio. Bene, iniziamo proprio da Salvatore allora con i saluti. Grazie della tua presenza e partecipazione, tanti auguri, insomma. Grazie mille. Sei bravissimo e so che potrai farcela. Il tuo saluto, Salvatore. Ringrazio a tutti e ringrazio anche mia madre e mio padre per avermi portato qui. E che ti seguono sempre. Ovvio, sempre. Grazie a Mario Licata, il gigante rapper. Grazie a voi. Ringrazio in primis i miei genitori che mi permettono di fare tutto questo, i miei amici e tutti quanti, e spero che riescano i ragazzi a vedere in me solamente l'aspetto positivo. Grazie della presenza e della partecipazione a Salvatore Borsellino, consigliere comunale di Agrigento. Un pensiero positivo, Salvatore, dai.
Assolutamente sì, intanto ne approfitto per fare i miei personali complimenti a questi fan prodigi, Salvatore, se lo meritano veramente. E Mario, perché veramente... Il microfono un po' più vicino. Altro che volo, dottor Moscato, qua prendono il super volo questi ragazzi. Il tuo saluto. Ringrazio il Televideo Agrigento per l'invito, invito a seguire anche i nostri concittadini questa trasmissione, perché una trasmissione si parla di cultura, di scuola, di musica, di politica, è una trasmissione molto costruttiva. A parte complimenti, lavoriamo per la città allora. A parte complimenti, il mio buon auspicio è quello di lasciare un'impronta positiva, anche se è difficile con questa amministrazione avversa, cercheremo di lasciare comunque un'impronta positiva. Grazie all'Istituto Fermi, al professore Giuseppe Callea. Sì, naturalmente saluto i miei ragazzi, li chiamo così, li chiamo per nome, mi piace chiamarli così. Non tutti, non li chiami per nome, no, Antonio, Francesco, no, così, no, tutti gli alunni sì. In generale. Grazie dell'invito, grazie di questa opportunità che ci avete offerto. Noi siamo disponibili ad accogliere chiunque voglia venire a scuola. Considerate il 27 ci sarà la seconda giornata dell'Open Day. Faremo delle attività laboratoriali, i laboratori saranno aperti tutti i giorni, tutto il giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ognuno di noi con la propria professionalità sarà presente nei laboratori e nell'accoglienza. Bene, saltiamo la professoressa Eleonora Castronovo, non perché non voglio fargli il saluto, ma essendo l'unica donna me la riservo per ultimo, va bene? Senatore Lauricella, nessuno ha dato un buon proposito o comunque nessuno ha fatto una citazione, un qualcosa, da te voglio qualcosa in più. Presidente provinciale di Ampi Agrigento, il senatore Angelo Lauricella. Sì, io intanto ne voglio approfittare per ringraziare TVA e anche per illustrare la seconda parte di questa manifestazione. Ho parlato di più dell'essere umani e invece la parte che riguarda mai più fascismi, diciamo, l'avevo messa. E la possiamo solo citare? No, non la posso, voglio solo dire questo, che in questi giorni, per esempio a Roma, un gruppo di fascisti stava in un cimitero per commemorare una persona, si presentano lì dei giornalisti dell'Espresso della Repubblica, sono stati picchiati. Questo è successo che anche altri hanno assaltato un giornale, altri ancora hanno picchiato delle persone. Noi diciamo che va applicata la legge Scelba, la legge Mancino, e va applicata e difesa la Costituzione italiana. Io penso che questa manifestazione, lo dico come proposito buono, debba servire a conservarci questo Stato democratico da tutti gli attacchi, a difendere la Costituzione, a difendere la libertà e a difendere i diritti che sono sanciti nella Costituzione italiana. Per questo chiedo ai cittadini di partecipare a questa manifestazione che si svolgerà il 26 pomeriggio a Porta di Ponte ad Agrigento. Grazie ancora. Grazie a Sasà Manganella, Presidente dell'Istituto Calogero Marrone. Intanto un grazie doveroso a TVA per l'opportunità che ci ha offerto questa sera di parlare dei nostri progetti. Il nostro pensiero, un saluto ai nostri videoascoltatori e un pensiero alla nostra Carta Costituzionale, ai valori e ai principi, a quella parte della Carta Costituzionale dove vengono affrontati i diritti fondamentali del cittadino italiano che trova nella lotta di liberazione, nel lavoro che noi stiamo svolgendo in questi giorni a scuola, diciamo, il motivo principale della nascita della Carta Costituzionale che va difesa ad oltranza da parte di ciascuno di noi. Sono degli studenti discoli, professoressa, non si sono attenuti al tema. Grazie a Carmelo Castronovo, Presidente sezione Ampi di Favara. Sì, io volevo semplicemente dire che come Ampi vorremmo una società che non abbia bisogno né di eroi né di partigiani. Per avere questo ovviamente significa che vorremmo una società più democratica e più libera e che viva nella pace. Grazie della presenza e della partecipazione, Eleonora Castronovo, docente del Fermi di Aragona. Allora, io vi volevo ringraziare per l'opportunità e volevo invitare nuovamente i ragazzi e le famiglie domenica 27 per venire a scoprire in che modo potete costruire il vostro futuro.
Grazie della vostra presenza e della vostra partecipazione e grazie soprattutto al nostro pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.